Inizia ora l'incontro con il Play Eur in maglia nera che è attaccata a sinistra verso destra e il Casalotti in maglia verde che è attaccata a destra verso sinistra. Buggiani va da Ceccaroli che la gira verso il capitano Porcacchia. Ora Metta cerca di andare verso il numero 3 Melucci. Subito una rimessa in zona offensiva per il Play Eur. No. Melucci la gira verso il numero 9 Babucci, ancora il centravanti che duella con la difesa del Casalotti ma commette fallo. Saba, ora Monti, ancora verso il numero 4 De Francesco, ancora per Saba, si recupera palla il Play per un attimo, poi la gira Pennazzi in profondità a cercare Teti, esce Frendeles, Pantaleoni cerca di salire, allarga verso Buggiani che ottiene una rimessa. Ancora Babucci verso Buggiani che può andare al cross, poi torna indietro, la gira per Lanzi, cerca di cambiare gioco, poi il destro a volo provato, la palla finisce al numero 10, poi l'autogol incredibile del difensore del Casalotti che porta in vantaggio il Play Eur al secondo minuto di gioco, 1-0. Gol forse del numero 5 Carletti. Si riprende ora con il punteggio che è già cambiato. Monti ora da Carletti verso Saba, ancora De Francesco, cerca di destreggiarsi tra due avversari, il numero 10 Pennazzi, ancora Pennazzi sulla sfera, riesce a recuperare il Play Eur ora con Metta che subisce anche un fallo sulla battuta Porcacchia, di prima verso Pantaleoni, la pressione del numero 11 Teti che per un attimo riesce a strappare il possesso, poi lo recupera la retroguardia del Play Eur. Ora Metta che si muove molto in mezzo al campo, la gira verso il numero 11 Veneselli, poi Lanzi la gira nella zona però presidiata da Cau che lascia scorrere e ottiene una rimessa in proprio favore. Va a lungo Cau nella zona di Monti che cerca con la testa di servire un compagno, riesce a trovarlo, numero 9 Grossi che duetta con Pennazzi, anzi con Teti, ancora Grossi ottiene una rimessa in zona offensiva. Cau verso Teti, ancora per Grossi, questa volta non riesce a tenerla in campo il numero 9. Si ripartirà da Buggiani che serve
Porcacchia che la gira verso Melucci, cerca di andare in profondità, il pallone viene intercettato ma non riesce a tenerlo in campo Monti, anzi Venturini. Ancora Melucci verso il capitano Porcacchia, posso dire Ceccaroli, non trova nessun compagno. Sabba, la pressione del numero 9 Babucci, dietro passaggio al portiere rischioso, disimpegno complicato per il Casalotti, recupera Bugiani, può andare sul fondo, vuole trovare il cross, riesce a ottenere un calcio d'angolo. Sulla battuta a Barile, parte ora Barile, basso verso Lanzi, ancora per il numero 10, ancora duetta con Lanzi, capisce tutto, la difesa del Casalotti cercano di ripartire ora con Pennazzi, pressato, riesce comunque a ottenere una rimessa. Monti per Cau, ora Pratesi, si libera bene di Metta, poi cerca di aprire nella zona del numero 7 Venturini, capisce tutto la difesa del Play Euro, ora con Melucci, cerca di andare da solo, viene stoppato, può ripartire ora Teti, la gira verso Pennazzi, ora Pratesi per Monti, cerca di girarsi, finta il passaggio, poi apre verso Grossi, stop ancora verso Monti, la pressione di Babucci è fallosa. Si fa vedere Teti, Grossi preferisce andare da Pennazzi, recupera ancora il Play Eur con l'apertura, capisce tutto la retroguardia, può ripartire ancora il Casalotti, cercano la battuta con Pratesi, il sinistro che non impensierisce Ferendeles. Lancia Ferendeles verso Babucci che riesce a svettare di testa. Ora Ceccaroli ancora verso il numero 9, non riesce a saltare con il tacco Carletti, ma la strappa ancora il numero 9, cerca di allargare verso Veneselli, andrà Melucci. Porcacchia, un colpo di testa rischioso, palla riesce a scorrere, Sabba, la gira all'indietro verso Carloni, Monti verso Pennazzi, pressato subito dal numero 6 Pantaleoni che la gira verso il numero 10 Barile, cerca di mettere in mezzo, non trova nessun compagno, ancora Pantaleoni, Lanzi verso Metta che torna all'indietro da Bugiani, ancora Pantaleoni, torna addirittura da Ferendeles, il lancio nella zona di Cau che stoppa e fa ripartire i suoi con Monti che va da Pennazzi, si gira bene fra due avversari, deve cercare un compagno, cerca di servire Teti, ma Ceccaroli all'indietro è sicuro. Barile, la sponda, ora De Francesco all'indietro per Carloni che rilancia, ancora Pantaleoni, sbaglia l'apertura verso Metta,
Venturini, De Francesco, l'esterno tentato da Pennazzi, non riesce a trovare nessun compagno, può ripartire il play Eur. L'apertura nella zona di Buggiani, il pallone è troppo lungo ma cerca comunque il numero 2 di arrivarci. Sabba copre ma concede un calcio d'angolo, ha ottenuto il massimo Buggiani. Sulla battuta questa volta Veneselli, parte Veneselli nella zona di Babucci, poi Metta tenta la battuta, non riesce a colpire bene il pallone. Carloni anticipa tutti Porcacchia, poi cerca di servire il solito Babucci, capisce tutto la retoguardia ma ancora Babucci in pressione, riesce a svettare Pennazzi alla ricerca di Teti, il fallo di Veneselli. Bravo Ventù. De Francesco verso Sabba che apre per Carletti, la lascia a Monti, Pennazzi apre di prima verso Grossi, non riesce a servirlo. Babucci non riesce a colpirla, ancora il numero 9 a duellare con tutta la retoguardia del Casalotti. Venturini cerca l'apertura verso Grossi, Buggiani gli impedisce di arrivare sul pallone, rilancio nella zona di Lanzi, ora Veneselli la mette giù, poi cerca di servirgli il solito Babucci, può ripartire Cau verso Monti, ora Pratesi pressato dalla Pantaleoni che riesce anche a strappare il possesso, poi Veneselli con l'apertura verso Babucci, ottima la chiusura del numero 4 Sabba, ancora Sabba verso De Francesco, anticipa tutti Melucci, la gira per Veneselli che si libera i due avversari, poi serve Babucci che apre verso Metta che la mette in mezzo, non riesce a stoppare Lanzi, anzi arriva ora Lanzi, il fallo su Melucci, si sa se è dentro o fuori, forse è al limite dell'area di rigore. Sulla battuta Pantaleoni e Buggiani, Buggiani con il mancino, una punizione da una posizione ghiotta per trovare il 2-0. Parte ora Buggiani diretto in porta, la parata di Carloni. Ora Pennazzi cerca di rilanciare verso Grossi che è totalmente solo, riesce comunque a duellare con Pantaleoni che alla fine ha la meglio. Ceccaroli verso il numero 8, Pennazzi riesce a strappare il possesso, ora ancora il numero 10 ad impostare, sbaglia tutto e la concede nuovamente a Pantaleoni. Ora Barile cerca di accentrarsi ma ancora Pennazzi, ottimo il recupero, può andare ora Teti, larga verso Pennazzi, c'è solo Teti in mezzo, ora arriva
anche Venturini, torna da Grossi, quindi Pennazzi, ora il cross in mezzo che esce direttamente sul fondo. Ceccaroli torna da Frendeles ancora per il numero 5 che ha un po' di campo, poi preferisce andare da Barile che torna da Porcacchia, ora Metta, Pantaleoni per Metta ancora, Lanzi torna da Ceccaroli, sul 7, 21, sul 7. riceve Metta, vuole inventare qualcosa, gira da Pantaleoni, una buona palla per Veneselli, ancora Pantaleoni, cerca il filtrante per trovare Buggiani, ottimo il recupero di Babucci, Metta per Lanzi, ora Buggiani, sovrappone Lanzi, ma il numero 2 preferisce tornare da Ceccaroli. Porcacchia ad Melucci che vuole prendersi il fondo, ottiene una rimessa. Melucci verso Babucci che sponda verso Veneselli che cerca il mancino, ben parato da Carloni. De Francesco, la pressione di Veneselli, ora Venturini, Pennazzi riesce a trovare Pratesi che allarga verso Grossi, non riesce a stoppare bene il pallone, poi Barile cerca Babucci, che nuovamente cerca Barile che con il portiere che non esce, Barile riesce a recuperare, poi Carloni. Monti per Pennazzi, il capitano del Casalotti. Sali 21. Ancora Monti. Vai il 21, vai. Ora Pratesi per Venturini che di prima sponda per Teti che si libera bene, può tentare il mancino ma ha perso il tempo. Porcacchia è bravo a non concedere neanche il corner e a subire un fallo. Forse poteva calciare, Teti ha perso il tempo, ha perso l'attimo. Sul 7, 21. Il rilancio di Ferendeles nella zona di Babucci. Sabba cerca un'apertura verso Teti, ancora Porcacchia, riesce a recuperare Venturini e subisce anche il fallo di Melucci. Sulla battuta Pennazzi. Parte ora Pennazzi, il pallone è buono, non riesce ad arrivare a nessuno, forse un pizzico troppo lungo. Quando siamo arrivati al 20°, ricordiamo, punteggio sull'1-0 per il play-eur. Ora Sabba si fa vedere Pennazzi, viene servito, si
si deve girare, ottiene una rimessa. Teti per Cau, si libera bene e riesce a servire Monti, apre verso De Francesco, pallone difficile, riesce comunque a domesticarlo, forse con un braccio, viene fischiato un fallo ai danni del Casalotti. Ceccaroli. Ora Buggiani. Sì, forse è Lanzi. Sì, è Lanzi. Sul 7, 21. Si fa vedere Metta. Porcacchia preferisce andare da Ceccaroli. Pallone verso Babucci. Non può arrivare il numero 9. Quindi Sabba verso Carletti. Ora De Francesco anticipa tutti i Melucci, poi Venturini, si porta però la palla fuori. Melucci va dal suo capitano retropassaggio verso Ferendeles. Ancora giocano con l'estremo difensore che ora però è costretto a rilanciare. De Francesco verso Cau. Vai 21. Non riesce ad addomesticare Pratesi, quindi Metta apre verso Buggiani. Ora Barile, ancora il numero 10, può liberarsi per il tiro, viene fermato fallosamente da Pratesi. Battono velocemente, Metta la mette in mezzo e c'è il gol del 2-0. No, fuori, scusate, non si capisce, anche un'ammonizione. La grande parata di Carloni. Si erano fatti trovare impreparati i giocatori del Casalotti per la battuta veloce di Metta. Veneselli. Al 4. Sabba. Parte ora Veneselli, il colpo di tacco tentato da Lanzi. Può ripartire ora Pennazzi. Pantaleoni lo mura. Sali 21, sali! Ancora Monti verso Pratesi, che preferisce andare da Carletti, che ora va da De Francesco. Venturini cerca di andare sul fondo e superare Melucci, che commette fallo su di lui. Bravo 21! Monti sulla sfera verso De Francesco, arriva Pantaleoni e gli impedisce di crossare, non concede neanche il calcio d'angolo, poi va a rilancio, la zona presidiata dal solo Sabba. La pressione ora di Metta, Sabba va a rilancio cercando Grossi, con il petto fa una buona sponda per Cau. Ora Pennazzi, ancora per il numero 2, che cerca e trova Pratesi. Teti per Cau. Ora Monti, Vai! ancora per Pennazzi, cerca una bella apertura verso Teti. Ora Grossi la prolunga, poi Buggiani
accomoda per Ferendeles. Babucci con il petto in 3 riescono a strappargli il pallone. Non riesce ad arrivare Pennazzi. Ora Buggiani per Lanzi, che di prima serve Pantaleoni. Ancora il numero 8, allarga per Melucci. Barile, sponda per Lanzi, che allarga verso Metta, che trova Pantaloni, che di prima allarga verso Melucci. Si fa vedere Veneselli, viene ora servito il numero 11, che può andare al cross, lo effettua, ottiene un calcio d'angolo. Sulla battuta il numero 7 Metta. Parte ora Metta. C'è un fallo in attacco. Carletti. Adamonti. Si deve liberare di Babucci, poi trova Pennazzi che va rilancio verso Teti. Melucci mette in out. De Francesco gira per il capitano Pennazzi. Ancora la palla verso De Francesco, che va ancora da Pennazzi, la mette dentro per Venturini, deve uscire Ferendeles, la palla in mezzo, può arrivare con il colpo di testa Grossi, che mette il punteggio in parità 1-1 al 27° minuto del primo tempo. Grossi. Tutto di nuovo in parità. Ora siamo arrivati al 28° del primo tempo. 1-1. Barile verso Metta. Lanzi ancora per Metta. Allarga verso Veneselli. Cerca di prendersi l'area di rigore Veneselli. Poi serve Barile che appoggia per Metta, che ottiene un calcio d'angolo per la deviazione sul suo tiro. Sulla battuta Barile. Va al cross Barile. Stacca Venturini, poi la fa sua Carloni. De Francesco per Pratesi, all'indietro Carletti che l'appoggia a Carloni. Ancora il numero 5, si fa vedere Monti. Prova ad impostare il numero 8, la ricerca di Grossi che l'appoggia per Cau. Pratesi di prima,
verso Venturini, si gira bene, poi Pennazzi di prima apre nella zona di Teti, la sovrapposizione di De Francesco, non viene servito dal numero 11 che va da Pennazzi, con il tacco cerca di rientrare, il fallo di Veneselli. La rimessa è per il Casalotti, che è rientrato bene in gara. Pennazzi cerca una ottima apertura per Teti, che però si è fatto trovare in fuorigioco. Porcacchia per Pantaleoni, che va da Lanzi, elude Pennazzi, poi deve scaricare ancora per Pantaleoni. Per 3 Teti, per 3. Pallone verso Melucci, che la mette in mezzo per Veneselli, poi metta ancora Lanzi, che duetta con Barile, poi commette fallo il numero 4. Pennazzi si libera di Pantaleoni, si fa vedere Grossi, cerca di servirlo, Pennazzi. Buggiani. Ancora per Ferendeles. 3 21. Sì, no, sono compagno di... Buggiani di prima Barile, poi Babucci, forse subisce fallo, è così. Ceccaroli verso Pantaleoni, ancora per il numero 5, che cambia gioco verso Lanzi, che l'accomoda per Melucci, ancora per il numero 4, cerca di servire Veneselli, ottiene una rimessa in proprio favore, cercherà una reazione il play euro, che dopo il gol del pareggio del Casalotti si è un po' abbassato. Ancora Melucci cerca di andare sul fondo, De Francesco riesce a stopparlo senza alcun fallo, si ripartirà quindi da una rimessa dal fondo per Carloni e Melucci viene anche ammonito per proteste. Melucci deve ribattere Carloni, perché Allarga le braccia, vedi. Melucci era stato ammonito, quindi doveva fischiare lui per il rinvio dal fondo. Arriva ora il fischio. Ma ora Carloni, sempre verso Venturini, che riesce a prendere posizione, poi la gira per Teti. Pallone troppo lungo, anticipa tutti Cau, serve però Metta, che di prima cerca di servire Barile, che riesce a stoppare. Poi gira per Babucci, sponda per Pantaleoni, che apre verso Melucci, Vai, 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 trovandolo Ventu, però vai, in controtempo, vai. non riesce ad arrivare sulla sfera il numero 3. De Francesco per Monti, gira per Pratesi, che torna dal suo difensore centrale Sabba, ancora Monti con la pressione di Babucci, un disimpegno rischioso per il Casalotti, ma se la cava molto bene. Poi rilancio di Carlone direttamente in out, ripartirà quindi Buggiani dalla rimessa laterale. Ceccaroli la gira verso Ferendeles, ancora per il numero 5, si fa vedere Pantaleoni, viene ora servito.
riesce ad allargare per Porcacchia che cerca di salire. Ora Lanzi che ha cambiato lato, si sono invertiti Lanzi e Metta. Ora Veneselli cerca di girarla per Babucci, ancora il pallone verso il numero 11 che non riesce ora a stopparlo, cerca di recuperarlo ma c'è un fallo ai danni del Casalotti. Pennazzi si lancia ancora a cercare Grossi, Buggiani copre, si fa scavalcare Teti, quindi rinviene Lanzi e la gira verso Melucci che sbaglia però il passaggio di ritorno per il numero 4 e concede una rimessa in zona offensiva al Casalotti. De Francesco verso Teti, bravo Melucci che però serve Pennazzi, poi Pantaleoni pulisce verso Lanzi che si gira bene, torna da Ceccaroli che va da Metta. Ora Buggiani di prima per Barile, serve ancora il numero 2, cerca di prendersi tutto il campo che ha a disposizione. Ora ancora per il numero 2 Buggiani, alla fine il pallone finisce a Carloni. Vieni, Ventù. Pratesi apre verso Cau che ha molto campo, cerca di prenderlo tutto. Va ancora il numero 2, inseguito da Metta. Va ora al cross verso Teti. Pulisce Melucci. Andare Veneselli. Apre nella zona di Barile che però ha trovato in fuorigioco. Posizione dubbia. Allarga De Ventù. Monti verso Grossi, torna dal numero 2 Cau, si fa vedere Pratesi, preferisce servire Monti. Cau De Francesco pressato da Veneselli, riesce comunque ad andare avanti il numero 3, recupera ora Veneselli, vince 2 rimpalli. Poi va da Lanzi che torna indietro dal proprio capitano che lascia a Ceccaroli. Grande pressione da parte dei giocatori del Casalotti. Ora Metta colpisce l'arbitro. Torna il pallone al numero 7, si libera bene Barile, può andare anche al tiro, viene fermato fallosamente da Pratesi. Sulla battuta Metta e Lanzi, si defila ora Lanzi, dovrebbe andare il numero 7. Parte ora Metta, pallone leggermente alto. Rilancio Carloni nella zona di Pantaleoni che allarga verso Buggiani, la mette giù, torna da Metta, ancora Pantaleoni di prima, serve Porcacchia che allarga verso Melucci, torna dal numero 6, va in profondità da Babucci che la sponda molto bene per Veneselli che non riesce però ad addomesticarla. Comunque la rimessa in favore del Play Eur. Melucci anticipa tutti i Pratesi ma il pallone arriva comunque al numero 9 del Play Eur che cerca di prendersi il centro del campo, non arriva, non riesce a tenere il possesso. Ora Pennazzi, Teti, ancora per Pennazzi che vuole trovare in profondità Grossi, sbaglia però il passaggio,
quindi riparte il player con Pantaleoni per Metta, si allarga, viene fermato da Cau, poi Monti la lascia a Sabba, ancora per il numero 2, cerca di superare Pantaleoni, per un attimo ce la fa ma poi rinviene Metta, ancora allarga per Barile, torna ancora dal numero 7, cerca Babbucci, la sponda molto bene per Barile che non riesce però ad arrivare. Vai Ventù, sali Può ripartire Ventù! ora quindi Casalotti, bene ora il player, sembra essersi ripreso dal momentanea confusione dopo il gol dell'1-1. Esce ora Ferendeles, liscia però il pallone, non riesce ad arrivare Teti e Porcacchia mette in out. Ha lisciato completamente il pallone Ferendeles, ma Teti non è riuscito comunque a calciare. Venturini per De Francesco, pensa a cross, lo effettua ora Ferendelis nei 2 tempi. Ma ora rinvio quando mancano 4 minuti alla fine del primo tempo, punteggio di 1-1. Carletti indietro verso Sabba, che la mette giù, poi cerca di aprire di prima intenzione, riesce a colpire Teti, non riesce a servire Pennazzi, quindi si ripartirà da Porcacchia che allarga verso Ceccaroli, ancora Pantaleoni. Ventù da qua! Allarga per Metta, ottimo il pallone del numero 8, arriva ora Metta sul fondo, lo anticipa Sabba, il pallone è comunque per Buggiani che la mette in mezzo, la chiama però Carloni e la fa sua. De Francesco, vediamo se questo finale di primo tempo ci darà qualche emozione. Babbucci la mette giù, cerca di girarsi, poi Monti lo stende, la batte subito Lanzi, la gira verso Metta che perde forse l'attimo per il tiro, non riuscendo a stopparla. Vai con Ventù, Ventù, vai i Ventù! giusti tempi. Teti può andare contro Ferendeles e questa volta esce bene e la fa sua. Vai sotto Ventù! Si fa vedere Lanzi che però è prestato da Venturini, viene comunque servito il numero 4 che ora allarga verso Melucci. Ancora Lanzi, va da Metta, si gira su Pratesi, cerca di servire Barile, ma copre bene Cau. Sali Ventù, allargate Ventù! Pratesi, ora Monti, viene servito Grossi, Porcacchia, va da Lanzi, cerca l'anticipo Pratesi ma non riesce a colpire il pallone, poi il lancio verso Barile che nuovamente è in fuorigioco, il numero 10. Vai Ventù! Pennazzi verso De Francesco, Venturini cerca di colpire con il tacco, la rimessa è però del Casalotti, anzi la rimessa è per il player. Un attimo di confusione in campo. Dietro! Melucci va a cercare il solito Babbucci e questa volta non riesce a colpire, anzi sì, ma commette fallo su Pratesi. Lanzi verso, anzi Sabba verso Pennazzi, ora Monti, ancora Monti. Per Sabba che va al lancio a cercare Pennazzi, Vai, vai, vai! cerca di entrare in area di rigore Pennazzi, recupera Porcacchia, ma c'è un fallo ai danni di Porcacchia, fallo in attacco.
di Pennazzi. Abbiamo ora superato il 45esimo minuto di gioco. Ventu 3, Ventu 3. Il lancio di Porcacchia direttamente in out. Teti contro Metta, la gira ancora per Cau, torna da Sabba, Vai Ventu, De vai Francesco Ventu. verso Pennazzi che con un esterno cerca di servire Teti. Una buona palla, buona idea del capitano del Casalotti, e su questa azione finisce la prima frazione di gara, 1-1 il punteggio. Inizia ora il secondo tempo con il Casalotti che gestisce il primo possesso. Ricordiamo il punteggio del primo tempo, 1-1, nell'autogol iniziale di Carletti e poi il pareggio di Grossi per il lancio verso Babbucci, che però è in posizione irregolare. Già il terzo fuorigioco fischiato al play-eur, 2 per Barile e 1 per Babbucci. Sintomo che la difesa del Casalotti si alza bene. Ancora Babbucci cerca di servire Veneselli, poi la retroguardia riesce a rilanciare. Porcacchia mette direttamente in out. Pennazzi, Pantaleoni non riesce a fermare De Francesco, che poi serve Pennazzi che viene fermato fallosamente. Anzi, Teti. Sulla battuta Pennazzi con Monti che si defila. Parte ora Pennazzi nella zona di Venturino, non riesce ad arrivare il numero 7 e neanche Carletti. Pratesi allarga verso Cau, viene anticipato, poi non arriva sulla sfera Babbucci. Ora viene servito il numero 9 che cerca la profondità per servire Veneselli, copre De Francesco con un'ottima copertura difensiva. Buggiani verso Babbucci, ancora per il numero 2 che va ora al cross in mezzo. Può ripartire Venturini, ma Melucci lo ferma bene. Ancora Babbucci, non riesce però a tenere il possesso. Può ripartire il Casalotti con Pennazzi che si libera bene di Pantaleoni, poi arriva Ceccaroli che subisce anche un fallo. Metta per Lanzi, ma la battuta era da un punto molto più indietro. Melucci cerca di servire Veneselli, leggermente largo il pallone. Può ripartire quindi il Casalotti con De Francesco che serve Venturini, che va da Teti. Può ancora andare il numero 3, ancora la profondità a cercare Venturini che fa spallate con Melucci. Viene fischiato fallo al numero 7, ha fatto anche male forse Melucci. Sembra molto dolorante il numero 3.
trova ora in 10 il play Eur con Melucci che viene medicato. Vedremo se riuscirà a rientrare. Lanzi va da Babucci. Può ripartire Casalotti. Pantaleoni bravissimo in anticipo, può allargare verso Barile sulla sinistra, rientra e cerca forse di girarsi per il tiro, viene fischiato un fallo forse al limite dell'area di rigore. Ottima la posizione comunque per un calcio di punizione. Se una punizione dal limite poteva servire il Barile, ma comunque ha ottenuto un'ottima punizione il numero 8. Sulla battuta Cau, anzi Buggiani e Barile. Barile con il destro, Buggiani con il mancino. Parte ora Barile, ottima risposta di Carloni. Sulla battuta andrà il numero 7 Metta per questo calcio d'angolo. Tempo Melucci non riesce forse a rientrare, lo vedo zoppicare. Parte ora Metta nella zona di Babucci, lo anticipano, può ora ripartire il Casalotti che è anche in superiorità numerica. Pennazzi verso De Francesco che si trova sulla fascia di competenza di Cau, ma era in quella posizione in seguito del calcio d'angolo. Metta recupera e torna da Ferendeles. Dai Ventù! A tempo Melucci non ce la fa, verrà ora sostituito alla prossima pausa. Ceccaroli va in profondità a cercare Babucci, anticipa Sabba, poi Cau, rientra bene su Barile, viene servito ora Pratesi. Monti torna ancora dal numero 6 che allarga verso Cau, Eccolo grosso. che ha un po' di campo, preferisce non prenderselo e sbaglia tutto perché serve Pantaleone. Ora va da Barile, Metta, Babucci, buona la sponda per Barile, Bravo. spazza tutto Sabba direttamente in out. E ora è il momento del cambio. Tra le fila del play Eur esce il numero 3 Melucci per infortunio ed entra con il numero 13 De Angelis, con Buggiani che cambia fascia e De Angelis che andrà a fare il terzino sinistro. De Angelis per Ceccaroli, ancora servito il numero 13. Ancora un pallone difficile per De Angelis, poi Porcacchia, serve Ferendeles, ancora per il numero 6 che ha molto campo, Venturini scivola, non riesce quindi a disturbare Porcacchia che quindi allarga per Buggiani. Lanzi cerca e trova Babucci che la mette in mezzo. Ma come si fa a fare cose così? Non c'era nessuno sulla fascia sinistra.
Viene richiamato Carloni. Va ora al rilancio. La zona di Venturini anticipa però Buggioni. Ora a Teti che allarga sulla sinistra verso Pennazzi. Cerca di prendersi il fondo per andare al cross, ma Porcacchia glielo impedisce. Ora Buggioni ancora per Porcacchia che alza il pallone. Un disimpegno elegante, anche se molto rischioso. Viene ora cercato di servire Babbucci. Si ripartirà da una rimessa laterale per il play Eur. Cerca di andare il numero 11 Veneselli, viene però fermato. Ora Sabba, finta di rilancio, si libera di Metta, poi serve Grossi. Va da Monti, ancora per Sabba che rischia sulla pressione di Metta. Torna poi da Carloni che va a rilancio ma anticipa tutti i lanzi. Poi De Francesco rilancia per Venturini con il numero 7, la pressione del numero 4 Lanzi. De Francesco si libera bene di tutti e due. Poi Pratesi cerca l'apertura di prima nella zona di Grossi e di De Angelis. Riesce ad arrivare Grossi, cerca di superare il numero 13, cerca di prendere il fondo. Non riesce però a superare De Angelis e viene concesso un calcio d'angolo al Casalotti. Ha ottenuto il massimo. Chissà se il tocco c'era, comunque l'arbitro l'ha visto. Quindi si partirà da un calcio d'angolo per il Casalotti. Ho capito. Sulla Se battuta, sbagliano contro di noi si incazzano. sulla battuta Pennazzi. No, se sbagliano a favore nostro. Però siamo onesti. Non c'è. Parte ora il numero 10, la mette in mezzo. Non riesce ad arrivare nessuno del Casalotti. Può ripartire velocemente il numero 11 Veneselli con sulla sinistra Pantaleoni. Il fallo di De Francesco che spende bene la munizione. Era una occasione troppo importante per il play Eur. Ha dovuto buttarlo giù De Francesco. Nel frattempo un altro cambio tra le file del play Eur. Esce Metta ed entra con il numero 16 Boncompagni. È già uscito il numero 7, quindi Boncompagni entra ora in campo. Pantaleoni verso Porcacchia, cerca di andare al cross, anticipa Teti, ma poi comunque il pallone arriva a Buggiani che serve Veneselli. Pratesi mette in out. Ancora Pratesi. Ora Carletti. Power 10. Pallone per Pantaleoni, si fa vedere sulla sinistra De Angelis. Viene servito Barile che cerca di accentrarsi. Serve Lanzi che allarga ancora per Pantaleoni, non arriva. Comunque buono per De Angelis. Ancora per Lanzi che cerca Boncompagni. Arriva sul pallone Pratesi. Ora sbaglia De Francesco servendo Buggiani. Pantaleoni allarga verso Veneselli che mette giù molto bene. Poi cross in mezzo, troppo largo, non arriva nessuno del play Eur. C'è una deviazione, quindi non può lasciar scorrere il difensore del Casalotti. Ora Monti Cambia. con sicurezza verso Sabba per Pratesi. Ancora Monti, ancora il numero 6. Il rilancio alla ricerca di Teti che cerca uno stop con il tacco molto difficile, per poco non gli riesce. Ora De Angelis
rientra, poi torna da Ceccaroli, a campo Porcacchia, allarga verso Buggiani, il lancio verso Barile che sponda per Boncompagni, Carletti allarga, poi De Francesco completa il disimpegno, Lanzi vince un rimpallo, poi serve Veneselli, ancora Pretesi contro il numero 11, viene anche atterrato, un fallo che fa respirare il Casalotti. Arriva Lanzi, ma serve Pratesi che cerca Teti, ma il pallone è direttamente in rimessa. Ora Monti verso Pennazzi che allarga per Grossi, che aspetta l'arrivo di Cau, poi lo serve. Può andare il numero 2, può puntare De Angelis, si accentra, cerca addirittura il mancino. Una buona occasione per il Casalotti. Barile, vada Porcacchia, De Francesco che spazza, ma il pallone può diventare buono per Teti, riesce a superarlo Porcacchia, poi va al lancio alla ricerca di Boncompagni, il pallone è molto lungo ma riesce comunque ad arrivare il numero 16, Cao è costretto a mettere in out. Tempo esce anche Veneselli, al suo posto entra con il numero 17 Flores. Sul pallone De Angelis che serve Babucci, sponda ancora per il numero 13, la palla in mezzo, non riesce ad arrivare nessun giocatore in maglia nera, ora Lanzi ha lo spazio per il tiro, lo mura completamente Teti, poi Porcacchia rischia, riesce comunque a stare via Lanzi e c'è anche un fallo sul numero 6, battuto subito il calcio di punizione, il cross in mezzo verso Babucci che cerca la girata, non riesce a colpire lo specchio della porta. Si è anche scontrato con Carletti, forse colpita la testa. Però penso non qua adesso ha preso la comigliata. Ma piano, più piano. Che sta a fare? Devi scherzare. Mica solo quello, devi correre. Io quando sto un pacchetto. Per 9 pure, ti ho fatto male. Per 9 loro, no? Sì, sì. Uno si è levato pure. Ha levato la maglietta e ha fatto la sporcata. Perché lui è caduto, 9 loro è caduto, è andato giù proprio.
male proprio la testa. Penso... L'altro non so, l'altro ha preso una bella botta. Carletto, che era Carletti? Sì, il numero 5 e il numero 9 del playout. Il numero 5 del Casalotti e il numero 9 del playout. Sì, ma poi da qua... Sì, Carletti e Babucci. Da qua non si vede però molto bene. Li hanno fasciato. Gli hanno già messo. Ho fatto rientrare in campo un ragazzino. So bene che no. Però Verano è un altro. Si vede. Non c'è a me proprio. Adesso è meglio che... Sicuramente Tutto pronto per la ripresa del gioco. Dopo qualche minuto di pausa per l'infortunio di Carletti e di Babucci, numero 9 del playout, sembra essersi ripreso, mentre Carletti è stato fasciato alla testa. Vedremo se riuscirà a rientrare in campo. In tempo svetta per Cacchia. Viene messo giù De Francesco, quindi si è ripartito da un fallo per il Casalotti. Carletti sta parlando con l'allenatore, vediamo se rientrerà in campo. Tempo il lancio lungo a cercare Teti, anticipa Ceccaroli. Boncompagni cerca di cambiare lato, pallone arriva a Lanzi, ora per Cacchia, Porcacchia. Il cross in mezzo alla ricerca di Boncompagni, esce Carloni, ma comunque era in fuorigioco il numero 16 del playout. Il lancio era stato di Flores. Ancora in 10 il Casalotti. Baccarrone a rilancio. Ancora Ceccaroli. Grossi che è molto basso, forse per coprire Carletti, che è ancora a bordo campo, ma sembra essere costretto a uscire. Venturini verso De Francesco, si fa vedere Monti,
Viene ora servito il numero 8. Pressato subito da Pantaleone e Flores, allarga ancora per De Francesco, che cerca Venturini, ma la sfera è uscita. Comunque una deviazione, quindi la rimessa sarà per il play out con Barile per Babucci. A tempo rientra Carletti. Grossi per Pennazzi. Va alla ricerca ancora di Teti. Può ripartire Boncompagni. Si fa vedere anche Barile, va al tiro il numero 16. Va rilancio ancora Carloni. Grossi non riesce a colpire. Palla per Boncompagni. Pantaleoni si fa vedere ancora Boncompagni. Pantaleoni preferisce rientrare e servire poi Porcacchia. Apre per Buggiani. Lanzi ancora per Porcacchia. Pantaleoni di prima per il numero 4. Ancora Pantaleoni. Servire Barile. De Francesco rilancia. Ora la palla arriva però a Barile. Si fa vedere Flores. Viene ora servito. Riesce anche ad ottenere il possesso. Poi il pallone in mezzo. Rischioso, ma finisce in out. Sarà anche calcio d'angolo per il play out, con De Francesco che è dolorante a terra. Ci deve mister tutto fare. Ma non sai regolamento per riuscire a entrare da quello e si gioca una popolazione regolamento. Era Sabba dolorante a terra, non De Francesco, che infatti è in area di rigore a marcare Boncompagni. Parte ora Flores verso Babucci. Rilancia Cau. Poi il tiro tentato dal numero 2 Buggiani. Non impensierisce però Carloni. Ancora nessun cambio per il Casalotti, quando siamo arrivati al 30° del secondo tempo. Pratesi a cercare Teti, anticipa Porcacchia, poi la gira per Boncompagni. Si libera bene i due avversari, il numero 16 può allargare ora per Flores, non lo serve, va da Buggiani che cerca di tenerla in campo e non ci riesce. De Francesco per Monti, ancora per il numero 3. Venturini viene fermato da Porcacchia, può ripartire ora Flores, viene fermato fallosamente. Fallo battuto subito. Lanzi cerca e trova Barile che lascia scorrere per Boncompagni, capisce tutto Grossi. Ora però Carloni sbaglia il rinvio a favorire sempre Boncompagni, che deve superare Grossi, può liberarsi per il tiro, poi cerca di cambiare e cercare Flores, anticipa tutto
Monti, può andare Pennazzi, lo ferma forse fallosamente il difensore, è così. Dai, Babù! Sali, sali, no? Ti metti in fuori gioco. Mazzarola. Sulla battuta Monti e poi lascia a Pennazzi. Sabba, Barile per Boncompagni che cerca di prima Babucci, copre bene Carletti, sembra essersi ripreso dalla botta alla testa. Cau cerca l'azione di sfondamento, viene fermato da Pantaleoni con l'aiuto di De Angelis, serve Barile. De Angelis la tiene in campo cercando Pantaleoni che però commette fallo ai danni di Pratesi. Cerca di andare Pennazzi a cercare Teti. Oh! Ferma tutto Ceccaroli, si lamentano per un fallo di mano non ravvisato dal direttore di gara. Ottimo l'anticipo di Di Francesco che può andare ora da Teti, si accentra e viene fermato con un fallo da Porcacchia. Sulla battuta Pennazzi arriva anche Monti. Parte ora Pennazzi, dritto in porta, con la palla che esce di poco alta. Cercare Flores che riesce comunque ad arrivare sulla sfera, poi a sua volta cerca Barile. Cau verso Sabba. Alessio! Copre bene Ceccaroli. Poi Pantaleoni molto bene a recuperare il pallone. Viene servito Babucci, ma capisce tutto ancora Sabba che allarga per Grossi che la restituisce al numero 4. Può andare in azione solitaria, perde l'attimo forse per il tiro, ma poi serve Pennazzi che allarga verso Venturini. Numero 7 serve ancora il numero 10. Pennazzi ha lo spazio forse per tentare il destro a giro. Poi va da De Francesco che lui ha cercato il tiro, viene murato. Ancora Venturini per Pratesi. Azione continuata del Casalotti. Monti. Ancora il numero 8. Teti, ottimo alla sponda per Pennazzi, serve ancora il numero 11 che ha per tocco Ferendeles. Per ora in fuorigioco, quindi tutto fermo. Barile cerca di servire Boncompagni, capisce tutto Cau. Può ripartire ora Monti, con il tacco serve Pennazzi. Fallo su Lanzi che poi si rialza. Barile serve ora a Buggiani, può andare al cross il numero 2, lo fa ma non riesce ad alzare il pallone. Sbagliato il cross il 1-2 Buggiani, può ripartire quindi Casalotti con Pennazzi sulla sinistra, deve superare Porcacchia, poi cerca un ottimo pallone per Teti e nuovamente in fuorigioco, aveva superato Ferendeles ma era davanti a tutti.
Pantaleoni cerca Boncompagni, Manca una macchina per De Angelis per Pantaleoni, ora Lanzi, Porcacchia va al lancio a cercare Boncompagni, questa volta non anticipa Cao, Boncompagni cerca di metterlo in mezzo e ottiene un calcio d'angolo. Si lamentavano forse per un fuorigioco i giocatori del Casalotti, non ravvisato questa volta la terna arbitrale. Sulla battuta Boncompagni, parte ora il numero 16, pallone in mezzo, riesce a colpire Carloni, ancora Porcacchia lo mette in mezzo per Barile che tenta la girata, una buona occasione per il play-eur. Il lancio di Carloni, ancora Porcacchia, anticipa tutti, poi De Francesco e Pratesi cercavano, sono confusi, stavano cercando un disimpegno, sono colpiti a vicenda, poi il numero 3 ha messo in out, Pantaleoni supera molto bene Monti, poi arriva però Carletti, può ripartire quindi il Casalotti, ottima la posizione di Ceccaroli, poi De Angelis, la gira per Pantaleoni. Cerca Barile, ancora Carletti che sembra essersi ripreso al 100% dal colpo alla testa, Monti elude bene Boncompagni, poi serve Pennazzi che allarga ma capisce tutto Flores, ancora Pennazzi però pressato da Barile, serve Sabba, cerca di andare da solo, ora rilancia direttamente in out, ancora nessun cambio per il Casalotti quando siamo arrivati al 37esimo. Pantaleoni, Barile sponda per Flores, anticipa ancora De Francesco, Monti rientra, supera anche l'arbitro, serve Pratesi, non riescono più a ripartire i giocatori in maglia verde, ora Pratesi tenta ancora il lancio verso Pennazzi, Porcacchia lo anticipa nuovamente, rilancio verso Barile, con Daril il numero 10 non riesce però a stoppare bene il pallone, aveva lisciato prima Sabba, poi il numero 10 non è riuscito a stoppare bene e ha perso l'attimo, è anche caduto. Monti per Pratesi, cerca di andare Venturini, poi serve Teti, capisce tutto Porcacchia con una tranquillità disarmante, supera anche il pressing dei giocatori avversari. Ora Boncompagni allarga per Lanzi, pressato da Venturini, rientra il numero 4, si va a vedere ancora Boncompagni, preferisce andare da Babucci, il numero 9 può entrare in aria, viene anticipato da Carletti che mette in calcio d'angolo, ottima la prova del numero 5 anche se all'inizio ha concesso il gol dell'1-0. Sta per effettuare il primo cambio l'allenatore del Casalotti, vedremo se prima o dopo il calcio d'angolo. Tempo esce Monti ed entra il numero 15 De Simone. Vedete da quarto d'ora di recupero, Col primo cambio del Casalotti al 40esimo.
Cross di Flores verso Pantaleone che la mette giù, poi Sabba, anzi proprio il nuovo entrato di Simone. De Francesco cerca di impedire un nuovo calcio d'angolo e ci riesce, perché l'ultimo a toccare è il numero 8 Pantaleoni, quindi si ripartirà da Carloni. No, sta là, vicino a che? Il piedi poggiato alla panchina. Centrale, quello bravo. Un fallo in favore del Casalotti. Pennazzi per Pratesi, cerca il numero 6, addirittura un mancino dalla lunga distanza. Non riesce ad arrivare De Simone, sponda a barile, viene anche fermato con un fallo. Pantaleoni per Boncompagni, si fa fermare da De Simone, ora la palla per Pratesi che cerca di allargare per Pennazzi, capisce tutto Pantaleoni, viene anche fermato con un fallo. Sulla battuta Pantaleoni. Ora verso Babbucci che sponda per Barile che riesce a colpire ma non ad indirizzare verso la porta, ancora buona, tenta Babbucci, prende Carloni che poi mette direttamente in out, forse perché Carletti è nuovamente a terra. Flores per Lanzi che restituisce a Carloni. Lancia una zona di Teti. Buggiani serve Lanzi che poi cerca Flores che riesce ad arrivare sulla sfera, entra pure in area di rigore e ottiene anche un calcio d'angolo, il numero 17 del Play Eur. Ora in pressione continua la squadra di casa. Flores la gira per Buggioni, si fa vedere anche Pantaleoni, preferisce andare in centro verso Babbucci che colpisce con la testa, non riesce ad indirizzare in porta, ottima occasione per il Play Eur. Carloni direttamente verso Flores che viene fermato ancora con un fallo. Parte Flores verso Porcacchia che gira, la blocca Carloni.
Carloni verso Ceccaroli che cerca di servire Barile, poi Cao spinge su Babucci. Adesso lo fa entrare. Ennesimo fallo ai danni del Play-Euro che in questi ultimi minuti ha battuto tantissimi calci di punizione Andavo subito. più o meno da quella posizione. Tempo un altro cambio tra le fila delle Casalotti con il numero 10 Pennazzi che esce, al suo posto entra con il numero 17 Micozzi. Parte Pantaleoni verso Babucci e Porcacchia, il pallone prende il palo e poi va direttamente in porta e trova il gol del vantaggio proprio al 46esimo, ha segnato il capitano Porcacchia, 2-1 per il Play-Euro. Proprio allo scadere riescono a rimettere il punteggio a proprio favore i giocatori del Play-Euro con un calcio di punizione di Pantaleoni che scheggia il palo, poi Porcacchia la ribadisce dentro. Siamo già al 47esimo, vediamo quanto recupero ha dato l'arbitro. Era di seconda, quindi può da tirare un po'. Era di seconda, Io lo posso annullare. Li hanno Era annullato. di seconda. Stanno lamentando sulla panchina, ma il gol è stato assegnato, a quanto pare. Perché sei entrata prima che la toccasse il capitano, se era di seconda non è gol. Già era entrata con la punizione. Tutta la squadra del Casalotti, colloquio con l'arbitro che non si lascia però convincere. Si riparte ora quando siamo sul 2-1. De Francesco va da Venturini, Buggiani lo ferma. Pure se fosse una regione naturale. Porcacchia va a rilancio, ha fatto una partita ottima il numero 6 del Play-Euro, ha trovato anche il gol allo scadere. Pantaleoni per di allargare non riesce, recupera Grossi, perché basta che la pallone è entrata, quella verso Micozzi e si gira, riesce a resistere all'attacco di Lanzi, il numero 17 la mette in mezzo ancora Porcacchia. Ora Grossi cerca di superare De Angelis che glielo impedisce, la mette giù Boncompagni, poi viene fermato con un fallo da Cao, anzi no, è il fischio finale, la vittoria del 2-1 per il Play-Euro con un gol allo scadere di Porcacchia porta i 3 punti alla formazione di casa.